nonostante che porti rispetto per Fratelli d'Italia, per la Lega, Forza Italia, ma credo che non ci sia più coerenza e siano finiti anche gli ideali. Ecco, noi Fabrizio vogliamo Pignalberi è il comunque presidente più nazionale di Più Italia Italia, un nuovo e partito che si quindi colloca questo nell'area di significa. destra, fondato il 2 febbraio di quest'anno. Nato come movimento compatto federativo con Fratelli d'Italia nel 2019, Più Italia si stacca contestando le ambiguità e le contraddizioni di un centrodestra che, pur rimanendo formalmente unito, si divide tra maggioranza e opposizione nell'attuale Parlamento. Non siamo per la politica della poltrona. Giorgia Meloni, a mio avviso, l'unica leader cui gli porto rispetto, che sembrava mantenere la vera destra, ok, a mio avviso dopo questi elementi e questi fatti è sminuita questa cosa, quindi Più Italia deve essere l'alternativa al vero centrodestra. Tra le tappe della sua prima visita in Veneto da presidente di Più Italia, Fabrizio Pignalberi ha incontrato alcuni lavoratori dell'aeroporto Marco Polo. Credo che sia una situazione scandalosa e che comunque la politica deve veramente iniziare a fare gli interessi degli italiani e della Regione Veneto. A chi vi rivolgete come Più Italia in prima battuta? Io non ho visto nessun progetto a tutela delle famiglie e delle piccole e medie imprese.